Magazine. Eccoci alla sesta puntata di Magazine, o Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura, il Veneto Legge. La maratona di lettura è una iniziativa promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto e l'Istituto Scolastico Regionale, con il sostegno degli editori e dei librai della regione. Con me appare sempre magicamente, alla mia destra o alla mia sinistra, alla mia destra, Oreste Sabadin. Benissimo, buongiorno Oreste, buongiorno. Siamo arrivati alla sesta puntata e ringraziamo sempre il nostro affezionato pubblico, i temerari che si svegliano all'alba per assistere alla diretta e anche a quelli che poi ci vedono in streaming e quindi in differita. Settembre è il mese dei festival, si riprendono tutte le attività dopo la feria e le ferie estive, riprendono le attività, quindi le scuole, le biblioteche, le palestre e tutti i nostri hobby riprendono dopo la pausa, ma settembre è anche il mese dei grandi festival letterari, da Mantova a Pordenone e a veramente alle decine di festival che affollano non solamente il territorio nazionale, ma anche il territorio regionale. Noi sempre cerchiamo di dar conto di quello che accade, facendo gli slalom tra locandine e annunci, per darvi conto di tutto quello che accade in Veneto che riguarda la promozione della lettura, e prendendola come una specie di abbrivio, una specie di allenamento, riscaldamento per il nostro evento che va a chiudere settembre. Quest'anno l'ultimo venerdì del mese cade il 30 di settembre con la maratona di lettura Il Veneto Legge. Siamo arrivati, Oreste, a quanti? 333 mi pare eventi iscritti. 334 in questo momento. Ah, peccato. Noi siamo degli amanti delle coincidenze, ma stavolta niente. È così, e speriamo che, anzi, che aumentino sempre di più in maniera da arrivare a 444 oppure 555 e così via fino ad arrivare. Guarda, devo correggermi perché in questo momento ho controllato nel sito ilvenetolegge.it e siamo arrivati a 335, quindi 3335, quindi aumentano così A in vista diretta. d'occhio. Benissimo. Benissimo. E allora veniamo alla sesta puntata del nostro magazzino di idee e la nostra prima incursione è con una casa editrice. La volta precedente avevamo sentito Becco Giallo, una casa editrice specializzata in fumetti, graphic novel. Questa mattina sentiamo Francesca Segato di Camelo Zampa, casa editrice. Sentiamola. Benvenuto a Francesca Segato, nostra gradita ospite. Francesca Segato di Camelo Zampa, casa editrice, fondata da lei e da Sara Saurin ormai più di 11 anni fa, con sede a Monselice in provincia di Padova. Allora, Francesca Segato, tutto il mondo ormai conosce la storia di Camelo Zampa, come si sono unite queste due case editrici, ma per quei pochissimi ancora che non hanno sentito, vuoi accennare a questo famoso incontro tra te e Sara Saurin? Bene, grazie Oreste, buongiorno e buongiorno a chi ci sta ascoltando. In due parole, la nostra storia è un po'
improbabile, nasce nel 2007-2008. Un anno prima Sara aveva fondato da sola una casa editrice micro che si chiamava Camelopardus a Este, in provincia di Padova, e a poca distanza e un anno dopo io avevo creato un'altra micro casa editrice, Zampanera, a Monselice, e era abbastanza improbabile che nella bassa pianura padana nascessero così dal nulla due piccolissime case editrici, e ci siamo incontrate. Galeotto fu l'incontro alla scuola dove c'era il figlio di Sara, e poi da lì è nata una comunione di intenti che ci ha portato nel 2011 a creare la Camelo Zampa. Benissimo, allora Camelo Zampa ormai sono più di 11 anni che lavorate insieme, avete fatto il quinto anno, il 10° anno, siete proiettati al 15°, al 20° e così via. Ma ci sono stati dei momenti importanti nella vostra storia, come per esempio il premio per miglior casa editrice in Europa alla Fiera del Libro per Ragazzi. Sì, è stato un riconoscimento bellissimo e anche pazzesco, arrivato poi nel 2020 in Mm. pieno lockdown, quindi ancora più significativo. Il Bologna Prize for the Best Children's Publisher of the Year è assegnato annualmente dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che premia 5 case editrici nel mondo, le migliori case editrici per ragazzi per ciascun continente. E la cosa bella di questo premio è che non c'è una giuria a votare, sono tutti gli editori per ragazzi del mondo, quelli che sono iscritti alla Fiera di Bologna. Quindi è ancora più prezioso questo riconoscimento perché arriva proprio dai nostri colleghi editori. Certo, complimenti ancora. Senti, avete vinto anche altri premi sulle singole produzioni, no? Che sono momenti di grande soddisfazione che segnano il percorso, il vostro percorso, ma anche che immagino siano anche di stimolo per ulteriori impegni e anche magari forse riflessioni sul vostro metodo di lavoro. Negli anni abbiamo avuto la gioia di ricevere vari riconoscimenti, tra cui diverse volte il premio Andersen, e il più recente è stato il premio Andersen a Ellen e il leone di Crockett Johnson, tradotto da Sara Saurin. Questo è stato per noi un grande riconoscimento, insieme anche ai precedenti premi Andersen, rispetto al nostro lavoro di riscoperta di quei classici contemporanei per ragazzi internazionali che rischiano di non arrivare nel nostro paese. E l'altro riconoscimento che mi piacerebbe citare, sempre recente, è il premio Un libro per l'ambiente assegnato da Legambiente, che quest'anno ha conferito il premio speciale della giuria alla collana di divulgazione Le Sinapsi, una collana che noi abbiamo creato proprio da poco, da un paio d'anni, e in cui pubblichiamo divulgazione per il momento scientifica illustrata, con una grande cura per le informazioni e al tempo stesso una grande qualità delle illustrazioni, la stessa che c'è nei nostri albi illustrati, e quindi è stato un bellissimo segnale questo riconoscimento proprio all'intera collana da parte di Legambiente, ed è sicuramente un invito a continuare su questa strada. Benissimo, vuoi citare qualcuno di questi autori di cui hai fatto cenno prima, che avete ripescato, ritrovato e riproposto nelle vostre collane? Allora, uno che abbiamo appena nominato è appunto il buon Crockett Johnson, di cui abbiamo pubblicato l'intera serie di Harold, manca l'ultimo volume che è in arrivo, e per la prima volta in Italia, perché era arrivato solo con un paio di titoli in un'edizione molto piccola tanti anni fa, e questo è veramente un grande classico internazionale di culto. E poi sono usciti il suo Ellen e il leone, e ora da poco il seguito Il leone e Ellen. Ma altri che possiamo citare, altri colossi, sono per esempio Quentin Blake, di cui ormai abbiamo pubblicato moltissimi titoli. Citiamo i 2 premi Andersen, Clown e Zagazoo, ma un altro è in arrivo prima della fine dell'anno.
Un altro gigante è Anthony Brown, un vero mostro sacro dell'illustrazione per ragazzi. L'ultimo titolo è Hansel e Gretel. E dobbiamo non citare Astrid Lindgren, il suo albo Tutto dormirà, illustrato da Mary Thornquist, ha vinto il premio Nati per leggere quest'anno, e anche di lei è in uscita un altro albo, e si potrebbe continuare. Ruth Krauss, Jimmy Liao, sono veramente tanti ormai i nomi di grande valore nella letteratura per ragazzi internazionale che abbiamo l'onore di ospitare nel nostro catalogo. Beh, è un bellissimo e interessante panorama. Senti, nel vostro sito, collegato anche a questo che hai appena detto, si dice che il compito degli editori indipendenti è coltivare la bibliodiversità. Allora, che cos'è la bibliodiversità per voi di Camelo Zampa? Sì, diciamo che è la possibilità che gli editori indipendenti come noi hanno di effettuare un vero lavoro di ricerca, andando a cercare e pubblicare quei titoli che a nostro avviso sono delle perle che meritano di essere portate ai giovani lettori. Possono essere appunto classici internazionali, ma anche titoli contemporanei che rischierebbero, se non ci fossero gli editori indipendenti, di scomparire, di non arrivare mai nel nostro mercato. Allora, da qualche anno avete adottato l'easy reading, questa modalità per ampliare le possibilità di lettura. Camelo Zampa è una casa editrice ad alta leggibilità. Questo significa che cerchiamo di rendere i nostri libri il più possibile accessibili a una platea ampia di lettori, pensando prima di tutto ai lettori con problemi di dislessia. Ci siamo affidate al font Easy Reading perché ha degli studi scientifici a supporto del fatto che veramente sia efficace per i lettori dislessici, ma non si tratta solo della scelta del font. Ci sono tanti accorgimenti nella realizzazione di un libro, dal tipo di impaginazione, le dimensioni del font, il tipo di carta che si sceglie, tutto per far sì che i nostri libri possano essere letti da tanti senza escludere alcuni lettori. Prima dell'ultima domanda, volevo chiedere cos'è quell'immagine che hai alle spalle? È un'illustrazione di Rossana Bossù Sì? dal suo albo illustrato Come un albero. Come un albero. Anche questo ha vinto dei premi, se non sbaglio. Sì, anche questo ha vinto diversi premi, tra cui il premio internazionale Image of the Book, ed è stato anche tradotto in molti paesi. Benissimo, senti, ultima domanda, ultimissima. Francesca Segato, quando non fa l'editrice, cosa legge? Allora, in realtà il mio genere preferito sono i libri per ragazzi. Ogni tanto mi sforzo di leggere anche qualcos'altro, però poi il mio cuore torna sempre lì. Recentemente ho letto diversi titoli young adult inglesi, anche chi lo sa potenzialmente interessanti per Camelo Zampa in futuro, ma ho letto anche altri titoli recenti di editori italiani. Per esempio un romanzo che ho trovato veramente molto bello e molto conturbante, direi, è stato I mostri di Brookhaven di Padre Kenny. È veramente una lettura che mi ha colpito. Allora, possiamo solo ringraziare Francesca Segato, siamo arrivati alla fine della nostra piacevole conversazione e auguriamo una buona prosecuzione di lavoro e nuove proposte, incontri e tutto quello che fa parte della vita di una casa editrice come Camelo Zampa. Grazie ancora per essere stata con noi e arrivederci alle prossime occasioni. Grazie a te, Oreste, e arrivederci a tutti. Arrivederci e buone letture di libri per ragazzi. Certo, buone letture.
Ecco qui, eccoci. Allora, benissimo. Allora, abbiamo sentito come si svolge la vita all'interno di una piccola casa editrice, ma importante ormai con molti premi, molti riconoscimenti come Camelo Zampa, in provincia di Padova. Adesso spostiamo il nostro obiettivo, nella provincia di Treviso. Livio Vianello prima citava, la grande quantità di festival letterari che si stanno svolgendo in questa stagione, e noi ne abbiamo intercettato uno, siamo andati in cerca così di cosa succede in provincia di Treviso, e quindi Livio Vianello parla ora con Bruna Graziani del Carta Carbone Festival, ormai un appuntamento tradizionale a Treviso in centro. È un festival che ha numeri importanti, 45 eventi, 70 ospiti, 10 diversi luoghi. Ma sentiamo in dettaglio cosa ci raccontano Livio e la Bruna Graziani. Eccoci con Bruna Graziani. Bruna Graziani si occupa di scrittura creativa, è editor, ma dirige anche il festival Carta Carbone che sabato scorso è stato presentato. A che edizione siamo arrivati, Bruna? Ciao Livio, grazie intanto per avermi ospitata e sono molto felice di incontrarti e di poter parlare di questa nona edizione di Carta Carbone. Nona edizione. Quindi Nona edizione di Carta Carbone che ci mette in viaggio verso la 10ª edizione, che è un traguardo insomma interessante. E quindi siamo pronti a festeggiare la decima edizione. Allora, intanto pensiamo che la nona, insomma, prosegua e vada bene, e speriamo che vada bene, e poi ci prepariamo ben volentieri a festeggiare la 10ª edizione, sì. Allora, ogni edizione ha un tema. Quale tema avete scelto per quest'anno? Allora, guarda, forse inconsciamente, pensando appunto a questo piccolo anniversario, abbiamo pensato al tema del viaggio, che è un tema che ha tantissime declinazioni, naturalmente, che ci mette appunto in viaggio verso la 10ª, ma che ci permette appunto di considerare l'argomento sotto tanti punti di vista. Sappiamo che il viaggio, quando pensiamo al viaggio, pensiamo a vedere cose nuove, posti nuovi, incontrare gente nuova, perché è soprattutto l'incontro che è importante durante il viaggio, più che il bellissimo lago, la bellissima montagna, ecco l'incontro. Volevo entrare nella tua di vita, nel senso che, come dicevo prima, hai questi aspetti del tuo lavoro che sono appunto l'editoria, che sono la scrittura creativa. Volevo sapere invece che spazio ha il tuo essere operatrice culturale e quindi organizzatrice di festival. Qual è la necessità di un festival? La necessità di un festival, allora più che festival, diciamo, è proprio quello che ti dicevo prima. Tu sai che io nasco come scuola di scrittura, che ormai ha 14 anni, questa scuola di scrittura che nasce da un'impronta molto molto autobiografica, non per quanto riguarda me, perché penso che l'autobiografia sia un argomento che deve essere affrontato da tutti per tanti motivi di cui non posso parlare qui naturalmente. E partendo da lì ho iniziato a fare dei corsi, però poi dai corsi, da questa necessità proprio di raccontarsi, di raccontare, di ascoltare, importantissimo l'ascolto, abbiamo sentito anche noi la necessità di condividere un po' più in grande, perché al Portolano si fanno i corsi, quindi ci sono i corsisti, ci sono i docenti, bravissimi docenti, tra le altre cose, e la necessità di mostrare anche agli altri, insomma, qual è la potenza proprio della storia. In questo breve spazio invece ti chiederei di segnalarci 2 o 3 appuntamenti all'interno del festival a cui tu tieni particolarmente o che ti sembrano sfiziosi per il nostro pubblico. Guarda, per rimanere all'interno del discorso storie, prettamente storie, mi sento di segnalare un appuntamento a cui vorrei che partecipasse veramente tantissima
tantissima gente, ed è quella con il professor Stefano Calabrese, che è un po' il mio maestro anche da questo punto di vista. Lui insegna comunicazione narrativa e farà un evento, aprirà praticamente il festival. Abbiamo voluto fargli aprire il festival proprio per questo motivo, anche come, diciamo, simbolo per tutto quello che noi vogliamo raccontare e che vorremmo anche che venisse percepito. Quindi col professor Stefano Calabrese. Poi non potevamo non pensare a Patrizio Roversi, tu ti ricorderai di Patrizio Roversi e Susie Bledi, che hanno viaggiato in lungo e in largo per il mondo, e ci sarà lui ospite il sabato sera al Cinema Corso, e ci racconterà dei viaggi che non possiamo per qualche motivo più fare. Bruna, abbiamo dato per scontato che tutti sappiano dove si svolge Carta Carbone e soprattutto quando. Allora, se ci vuoi ricordare dove e le date. Ci saranno appuntamenti un po' diffusi, diciamo, nel tempo, quindi 14 settembre, 21 settembre, 28 settembre, poi 5 ottobre e il corpo centrale dal 13 al 16, con una grande novità che è un premio della città di Treviso che si chiama Acqua Dulcis, che vuole premiare le eccellenze, anche, chissà, internazionali, che si sono distinte per la passione, insomma, e anche il risultato nella loro arte, in tutte le arti. Benissimo, allora diamo appuntamento a Treviso per metà ottobre, e naturalmente a dare un occhio al programma online sul vostro sito e sulle vostre pagine. Grazie Bruna per il tuo tempo e a presto. Grazie, ci vediamo a Livio. Treviso. Ed eccoci al momento più atteso di Magazine. Vai con la musica. La locandiera, atto primo. Pronto? Vai Oreste, Allora, con le locandine che hai selezionato. prendiamo questa idea della diffusione di cui parlava Bruna Graziani e andiamo a vedere cosa succede, almeno in parte, in queste giornate nel nostro territorio. Partiamo con la provincia di Venezia, dove venerdì 8 cosa c'è? La libreria Heimat, che è una libreria abbastanza giovane, che si trova proprio in centro a Marghera, organizza una serie di incontri, riprende anche lei le attività. Questa volta incontra la casa editrice di Gianandrea Mencini, Pascoli di carta. Venerdì 8 andate a visitare questa libreria che è molto interessante, ci sono delle proposte e anche con capacità di consigli di lettura molto interessanti. Passiamo al giorno dopo, nella provincia di Treviso. C'è un incontro con l'autore, è un autore abbastanza singolare perché è una libraia di Milano, che ha scritto questo libro, La libraia tascabile, che sta girando per incontrare gli altri librai. In questo caso la libreria Tra le righe di Conegliano c'è questa presentazione di questo libro, con la libraia si chiama Cristina Di Canio. Allora, passiamo a... dove siamo qua? Nella provincia di Rovigo. Nella provincia di Rovigo si sta svolgendo in questi giorni la notte bianca della biblioteca, e quindi c'è tutto un fiorire di interventi nelle varie biblioteche. Ne citiamo due, uno in provincia ad Adria. E cosa c'è qui? Ricordando Meneghello. Vi ricordiamo che Meneghello quest'anno compierà 100 anni della nascita, e la maratona di lettura l'ha segnalato nel suo sito. E il secondo che segnaliamo a Porto Tolle, sempre provincia di Rovigo, c'è una serie di eventi per ragazzi, per adulti, e tutte queste informazioni le potete trovare presso la rete bibliotecaria polesana o nelle singole biblioteche. Ricordatevi che in tutto il territorio ci sono iniziative per questa notte del 9 settembre. Chiudiamo la prima parte della locandina con Arcipelago.
libri, luoghi e lettori in provincia di Vicenza, a Valdagno, e ci sono vari appuntamenti dal 14 al 18 settembre al Palazzo Festari e con l'ingresso libero. La locandina, la potete vedere, è piena di piccoli interventi. Allora, velocemente chiudiamo la locandina. No, no, la Dopo, locandiera così breve, la no, no, locandiera così breve. non si preoccupi che la locandina torna con la seconda parte dopo altri interventi che andiamo ad ascoltare. Se si vuole presentare il prossimo. Sì, certo. E allora in questo nostro errare per il Veneto, con Oreste andiamo a Mozzecane, dove la biblioteca comunale e il comune hanno organizzato una rassegna che ha come centro gli autori veneti e li coniuga con il paesaggio e il camminare. Ma colleghiamoci con Mozzecane e sentiamo che ci dicono. Diamo il benvenuto a tre nostre gradite ospiti da Mozzecane in provincia di Verona. Abbiamo con noi l'assessora alla cultura Cristina Giusti, la professoressa Laura Lenci, buongiorno anche a lei, e la bibliotecaria Marcella Valbusa. Grazie per essere con noi. Siamo qui per fare una piccola conversazione perché in questo comune della provincia di Verona c'è una interessante iniziativa che si chiama I Paesaggi Letterari del Veneto. Partiamo con la prima domanda all'assessora Cristina Giusti. Non è la prima volta che il comune partecipa alla maratona di lettura, siamo arrivati alla 6ª edizione, ma per voi come amministrazione, qual è il senso della partecipazione a un evento così regionale e come viene percepito secondo lei dai cittadini, dalle scuole e dalle altre realtà collegate? E allora, intanto buongiorno. Per noi partecipare alla maratona è diventato, diciamo, quasi una tradizione, un appuntamento fisso, perché comunque nel corso, diciamo, anche degli scorsi anni abbiamo sempre avuto un buon riscontro da parte di tutte le realtà di Mozzecane. Per noi lo scopo di questa iniziativa è contribuire a rendere la pratica della lettura un'abitudine, diciamo, che si diffonda e che sia riconosciuta da tutti e da tutte le fasce di età. Infatti anche nel corso degli anni abbiamo letto per i bambini, per gli adulti, per chi è innamorato della lettura, ma anche per chi non ha ancora imparato a leggere, e qui mi riferisco soprattutto alle scuole con le quali collaboriamo, anche le scuole di infanzia. E leggiamo per i lettori, diciamo, quelli forti, appassionati, ma anche per chi si sta avvicinando e innamorando della lettura. Soprattutto la lettura per noi acquisisce un significato di avere maggiori rapporti interpersonali, diventa un qualcosa che fa parte della quotidianità e soprattutto, mi riferisco qui alle scuole, aiuta nella crescita, diciamo, anche dei bambini e dei ragazzi. E le scuole del territorio attendono con, diciamo, entusiasmo questo momento e pensiamo ad esempio che gli insegnanti già a giugno si mettono in moto, si organizzano, richiedono la bibliografia a Marcella proprio per prepararsi durante l'estate per le attività che verranno svolte poi nella maratona di lettura che quest'anno appunto sarà il 30 settembre. Professoressa Laura Lenci, allora i paesaggi letterari del Veneto, questa vostra iniziativa. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. I paesaggi letterari del Veneto nasce così come l'abbiamo concepita quest'anno, come un duplice incontro che si inserisse appunto nelle tematiche della maratona di lettura. Quindi abbiamo pensato che fosse un'ottima opportunità recuperare una serie di autori del Veneto del Novecento, in particolare, che si caratterizzano per alcuni elementi che rappresentano un filo rosso della letteratura contemporanea veneta, ma anche abbiamo abbinato delle vere e proprie passeggiate
sul territorio, in modo che si possa fare l'esperienza diretta dei luoghi in cui vengono raccontate le storie degli autori. Molto interessante. Senta, il primo incontro si chiama Io vivo il paesaggio, sulle tracce di Giovanni Comisso. Questo è l'incipit, Io vivo il paesaggio, del libro Veneto Felice, che Giovanni Comisso dedica appunto alla regione del Veneto. Comisso è anche uno degli autori forse più originali, più interessanti, ma anche uno scrittore molto sconosciuto ai più. Quindi questa era un'occasione importante per parlare del Veneto attraverso uno scrittore che, come Parise, come Meneghello, come Zanzotto, come Piovene, hanno la necessità o hanno l'opportunità di lasciare la terra natia, fare grandi esperienze nel mondo e poi di tornare e raccontarci di questo territorio materno, questo territorio uterino, come direbbe Andrea Zanzotto, appunto ovocellula, nella quale il paesaggio forma l'io e la scrittura dell'autore. Allora, io vivo il paesaggio, Cristina Giusti, voi siete in un paesaggio così di pianura, la vostra provincia è Verona, ma siete vicini anche a Mantova, no? Nella maratona di lettura, la montagna, che è questo uno dei temi principali, è indicata come zona di confine, ma zona di confine come scambio, come possibilità. Allora, questo essere vicino a un'altra provincia, così, è una cosa ormai scontata, che, a parte le cose amministrative, no? È una cosa che si dà per scontato, così, che si vive naturalmente, oppure c'è ancora questo senso di confine e possibilità di scambio, di incontro, e sia culturale, umano. Questo confine è non un confine che divide, ma che unisce, che lega le due regioni, nel senso che sia Mozzecane per la provincia di Verona e sia Malavicina, che è il nostro primo paese limitrofo per la provincia di Mantova, convivono piacevolmente con la storia, le tradizioni, la cucina, che sono frutto delle tradizioni lombarde e venete. Quindi diciamo che il fatto del confine è un elemento positivo per noi. Passiamo a Marcella Valbusa. Dall'interno della biblioteca, com'è il paesaggio? Noi siamo molto fortunati come sede della biblioteca perché abbiamo un panorama interno ed esterno direi unico. La biblioteca di Mozzecane ha sede nella storica Villa Ciresola, un edificio del 1500, e si colloca tra la statale e la ferrovia, perciò in un punto di incontro naturale, diciamo, tra le province di Verona e Mantova. Gli utenti, appunto, entrando dalla statale hanno la possibilità di percorrere tutta Villa Ciresola anche nei suoi ambienti esterni, perché entrando sulla nostra sinistra abbiamo un giardino che fa parte di Villa Ciresola ed è accessibile per le letture, per gli spettacoli, per l'intrattenimento, mentre uscendo sulla destra entriamo in uno dei cortili interni di Villa Ciresola, perciò la biblioteca è completamente aperta. Benissimo, grazie. Quest'idea di apertura della biblioteca è davvero importante, no? E poi viene così inserita nella realtà sociale del comune, no? Dentro e fuori, che completa le possibilità, no? di offerta del servizio. Professoressa Lenci, secondo incontro sull'orlo dei boschi, nell'altopiano con Emilio Lussu, Mario Ergonistan, Luigi Meneghello, di cui quest'anno è il centenario della nascita, e Andrea Zanzotto. Il secondo incontro è pensato e ispirato dai luoghi di Mario Rigoni Stern per lo più, ma si riferisce principalmente al paesaggio della montagna, tema proposto per questa sesta edizione della maratona, e il bosco è certamente un topos letterario universale, perché è il luogo sia dell'iniziazione per eccellenza, però, come ci insegnano appunto sia Beppe Fenoglio che Mario Rigoni Stern, è anche un abbraccio salvifico. L'arboreto salvatico porta già nel suo nome appunto questa natura del bosco, e quindi l'idea di fare una passeggiata letteraria all'interno del paesaggio
boschivo dell'altipiano ci permetteva non solo di esplorare la narrazione, la poesia e la letteratura che ha avuto appunto il suo luogo naturale nell'altipiano, ma di portare alla luce una visione che Rigoni Stern condivide con Zanzotto e con Meneghello, per cui il paesaggio è la fusione tra lo spazio e il tempo, no? Si parla di Zanzotto come geopoeta, il territorio porta le tracce della storia, del passaggio degli uomini, e l'altipiano è il luogo per eccellenza che porta queste tracce, queste cicatrici che rappresentano proprio anche da un punto di vista linguistico l'idea della traccia, del segno, e il segno è l'origine della scrittura, l'origine della poesia, l'origine della narrazione. Ecco, anche qui abbiamo pensato di abbinare una passeggiata esperienziale all'interno appunto dell'altipiano con una delle guide di Asiago Guide, che ci permetterà anche di vivere fisicamente l'esperienza del bosco. Bene, mi sembra anche che tutte queste cose che state dicendo sono ben collegate tra loro, la biblioteca che si apre, le passeggiate, il panorama, gli scrittori, i libri. E quindi chiediamo di nuovo a Cristina Giusti, a questa idea della montagna, no? Vista dalla pianura. Cos'è? Un orizzonte lontano, una possibile solo un panorama così bello da vedere in alcune giornate di visibilità buona, oppure una meta da raggiungere? Allora, qua a Mozzecane possiamo dire che le montagne sono lontane e vicine. Intanto sono vicine perché basta allontanarsi un po' dal centro abitato, si ha la possibilità di spaziare nella nostra grande pianura, nei campi coltivati, e quindi subito diciamo che le montagne fanno parte del nostro paesaggio. Abbiamo accolto anche positivamente appunto questa proposta per la maratona di lettura, perché a Mozzecane non ci sono, diciamo, fisicamente le montagne, ma le montagne fanno parte del nostro paesaggio. Bene, torniamo alla biblioteca e a Marcella Valbusa e torniamo alla maratona di lettura. Com'è vissuta la maratona in biblioteca? La maratona è un'occasione per fare rete e per sentirsi ancora più parte di una rete, sia con appunto il Veneto Legge, con una realtà regionale, ma anche con le associazioni del territorio, con la scuola, con qualsiasi persona o qualsiasi gruppo a cui può interessare la biblioteca, ma non solo, perché appunto cercando di aprirci al territorio e di fare cose diverse da quelle che fa normalmente, quotidianamente una biblioteca, cerchiamo di rendere la biblioteca più partecipativa e inclusiva sul territorio. Che le bibliografie, che noi appunto appena sono pronte divulghiamo alle scuole, vengono sfruttate sia durante l'estate che poi durante tutto l'anno, perché essendo ricchissime, ovviamente magari i ragazzi scelgono e poi continuano a scegliere durante tutto l'anno. Anche il gruppo di lettura, sia quello degli adulti che quello dei ragazzi, seguono i consigli della maratona di lettura. Tecnicamente usiamo le bibliografie anche per fare acquisti per la nostra biblioteca. Un libro che state leggendo, che avete letto e che vi sembra un consiglio utile per i nostri ascoltatori? Allora, io mi sentirei di consigliare un libro che ho concluso da poco. Durante infatti l'estate mi dedico molto alla lettura, L'ultima ricamatrice di Elena Pigozzi. Io suggerisco Il cercatore di luce di Carmine Abate, uno scrittore di confine da ogni punto di vista. Io vi consiglierei Il giro del miele di Sandro Campani. Benissimo, grazie per essere stati con noi, per averci raccontato queste cose su Mozzecane, sul paesaggio, sui territori, ma anche sulle vostre iniziative e anche per questi preziosi consigli. Salutiamo Cristina Giusti, Laura Lenzi e Marcella Valbusa. Vi auguriamo buone passeggiate, buone letture, buona maratona e alla prossima occasione. Grazie. Rieccoci, grazie Oreste, no, grazie veramente Oreste per averci fatto questa ricognizione a Mozzecane, che
dobbiamo dirlo, non era concordato, però è venuto fuori un bel modo, no, in cui capire come la maratona di lettura, quindi una proposta che arriva dall'alto, si riverbera, no, nei singoli territori, come questo sia la maratona di lettura una data simbolica per rinsaldare i legami di rete tra le biblioteche di tutta la regione, le scuole, ma poi a cascata in ogni territorio con le associazioni che operano concretamente. Ecco, io credo che la cultura sia questo, quando si riesce in qualche maniera a essere non esclusivi e quindi arrivare capillarmente, non dico dappertutto, però la maratona di lettura nelle scorse edizioni, l'anno scorso abbiamo superato i 1200 eventi, è stata veramente un'edizione che si è innervata in tutto il territorio regionale. Ma torniamo al secondo atto della locandiera. Bene, grazie Livio Vianello. Allora riprendiamo questa ricognizione così a volo d'uccello, cioè, su queste iniziative che possiamo trovare nel territorio. Andiamo nella provincia di Vicenza, Montecchiomaggiore, e qui ritorniamo, vedete come ritorna Luigi Meneghello, un nome che con questi 100 anni è una grande occasione per riprenderlo in mano oppure per conoscerlo. Ci sono varie iniziative. Questa è il 14 settembre alle ore 21 nel giardino della biblioteca. Ecco, avete sentito anche prima Marcella Valbusa come richiamava il giardino della biblioteca. Ne avevamo parlato anche nel numero 5 del magazine numero 5 con Marta Penzo della biblioteca di Valdagno. Anche lì la biblioteca si apre al giardino, diventa parte integrante e quindi è una cosa che da tener conto, perché dopo dal giardino si apre anche a tutta la città. Allora, ingresso gratuito su prenotazione a Montecchiomaggiore, incontrare un classico, Luigi Meneghello. Passiamo alla segnalazione successiva in provincia di Treviso, e qui Cornuda, che utilizza, vedete questa locandina che lo potete trovare nel sito del www. Il Veneto Legge, dove come fare e cosa fare nella maratona, una serie di appuntamenti proprio in vista della maratona, il famoso riscaldamento. Allora, dalla provincia di volevo solo segnalare che qui ci sono dei nomi che ricorrono anche questi in questa stagione. Sono Matteo Melchiorre e Paolo Malagutti, che stanno presentando i loro ultimi libri. Li potete, se state un po' attenti, se volete seguirli, avrete occasioni, perché si stanno veramente producendo in tantissimi momenti di incontro. Andiamo avanti con, sempre nella provincia di Vicenza, no scusate, ho sbagliato, provincia di Venezia, a Spinea, una biblioteca anche questa con un parco molto molto interessante e anche molto utilizzato per le attività della biblioteca. Anche qui tornano questi nomi, Melchiorre, Malagutti ed altri. C'è una serie di appuntamenti proprio segnalati come percorso per arrivare alla maratona di lettura, e quasi tutti sono dedicati alla montagna. C'è una lettura su Buzzati con Margherita Stevanato e Sambo al flauto, e poi ci sono delle presentazioni di libri. Montagna, 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 come suggerisce il tema principale della maratona di lettura. Andiamo avanti, questa volta sì, in provincia di Vicenza, esattamente in tanti luoghi, perché è una manifestazione, si chiama il Festival del Viaggiatore, che parte da Asolo, collegata anche al premio Segafredo Zanetti e a Città di Asolo, un film, organizzato da In Arte Eventi, e qui vedete il programma molto ricco di appuntamenti. Il prossimo possiamo segnalare, il 17 settembre c'è Franco Arminio, il poeta paesologo,
che dialoga con Antonio Gregolin. Allora, ci rispostiamo in provincia di Treviso e anche qui in diversi paesi c'è questa manifestazione Storie a piedi, corti e lunghi. È la 7ª edizione e vedete qui Pieve del Grappa, Fonte, Asolo, Loria, Riese, Pio X, Resana, Castello di Godeo, l'ultima il domenica 2 ottobre a Castelfranco Veneto. Per tutte le informazioni c'è proprio un sito che si chiama suisentieridegli-ezzelini.it e vedete qui un'altra immagine. Chiaramente qui c'è un incontro tra la letteratura e il territorio, il paesaggio. Benissimo, direi che abbiamo chiuso con questa segnalazione la... no, aspetta, c'è una ultima segnalazione, sempre a Treviso in giallo, come vi abbiamo detto prima, la quantità di appuntamenti di questo periodo è veramente grande, quindi è difficile seguire tutto, ma comunque dal 9 all'11 settembre Treviso in giallo, al Museo di Santa Caterina a Treviso, e qui vedete la locandina, e per chi ama i gialli si affretti a Treviso a seguire questa manifestazione. Bene, il signor Vianello ci sta aspettando perché il prossimo appuntamento lo conduce lui e andiamo dove? Continuando quest'idea del viaggio di cui avevamo anche già parlato prima, a Jesolo per il Festival della Letteratura di Viaggio. Ne parla appunto Livio Vianello con Andrea Mazzanti. Sentiamo cosa ci raccontano. Eccoci con Andrea Mazzanti di Mazzanti Libri, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Mazzanti Libri è una casa editrice, ma si occupa anche di organizzazione, ha all'attivo 2 festival, un festival di geopolitica e un festival di letteratura di viaggio. Allora, come si concilia l'attività di editore o qual è l'esigenza dell'editore di diventare anche organizzatore? Eh sì, certo, la domanda è preziosa perché ci consente di affrontare un argomento che per noi è fondamentale, che è la ragione per cui si fa gli editori e il ruolo degli editori. Allora io ritengo, avendo scelto per fortuna nella mia vita di svolgere un lavoro, un'attività che desideravo fare, che mi piaceva fare con me e insieme a me mio fratello che condivide con me tutte le nostre attività, ebbene svolgere un ruolo in un settore culturale significa anche avere delle responsabilità, perché l'anima, diciamo così, il senso di libertà che la costruzione di una cultura personale di ogni individuo comporta è quello di contribuire alla crescita e allo sviluppo di una società dandole una direzione. Ecco che allora in una società che non sia integralmente governata autocraticamente da un soggetto unico, forte, che decide cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa va letto, cosa non va letto, cosa va detto, cosa non va detto, mi viene in mente la parola proibita di Dino Buzzati, no? Il racconto, quel termine libertà che non si poteva usare, no? In tutto il vocabolario, era quel bellissimo racconto, no? E quindi il ruolo dell'editore è quello di, diciamo così, incarnare la realizzazione dell'articolo 21 della Costituzione, cioè la libertà di espressione, così com'è da sola, è un enunciato meramente teorico, meramente formale. Cioè dire che si è liberi di esprimere la propria opinione e che la stampa non può essere sottoposta a censura è una cosa molto bella, però in realtà bisogna creare le condizioni perché gli esseri umani siano effettivamente anche in grado di esprimere e veicolare il loro pensiero, la loro opinione.
Ecco che appunto il ruolo dell'editore è proprio quello di creare gli strumenti, i veicoli attraverso i quali diffondere il pensiero e diffondere le opinioni delle persone. Creare delle situazioni, degli eventi, delle aperti al pubblico di approfondimento culturale che aiutino le persone ad avvicinarsi al mondo della lettura. La lettura, e in questo caso il viaggio e la lettura, poi, no? Sono due elementi che sono apparentemente strani, accomunati tra di loro. In realtà noi sappiamo che la storia della letteratura nasce proprio con i racconti alcuni racconti di viaggio straordinari, da Omero a Dante. Senta, Jesolo, che è un posto di mare, quindi si presta ad ospitare un festival che metta insieme i libri e i viaggi. Che appuntamenti ci aspettano il pubblico, certo, a Jesolo? Sì, come infatti dice giustamente, abbiamo messo insieme lettura e viaggio. Jesolo è una capitale del viaggio, no? E quindi sarebbe bello che fosse riconosciuta anche un po' nel tempo come una capitale della letteratura di viaggio. Sempre intesa non come guida turistica, no? Ma come viaggio in senso molto ampio del termine. E essendo orientato al pubblico, abbiamo pensato a due luoghi diversi. Non uso quel termine terribile che inizia con L e finisce con N, non lo uso. Due luoghi della città differenti. Il primo è lo stabilimento Oro Beach. Qui sì, devo usare un termine inglese perché questo è il nome dello stabilimento, tra l'altro gestito da Gasolin, che ringrazio perché sono messi a disposizione gratuitamente dell'amministrazione, con la quale naturalmente insieme all'amministrazione comunale di Jesolo, che insieme alla Regione Veneto sono gli organizzatori insieme a noi di questo festival, e che ringrazio naturalmente. Ci tengo anche a ringraziare le persone che lavorano all'interno. Naturalmente non faccio nomi di politici, quindi mi limito a ringraziare Massimo, Romina e Michela dell'Ufficio Cultura, che sono delle persone straordinarie e che senza le quali queste cose non potrebbero concretizzarsi. E appunto dalle 18 alle 20 l'abbiamo chiamato per l'aperitivo una serie di autori e giornalisti e personalità del mondo della letteratura, ma anche del viaggio, incontreranno il pubblico bevendo un aperitivo che offriamo noi naturalmente. Dalle 21 alle 23 in Piazza Marconi avremo degli incontri di approfondimento, dove sì, ci saranno gli autori, ma si approfondiranno anche dei temi. In particolare mercoledì sera avremo la consegna di un premio letterario, che è il premio Dispatriati, premio dedicato all'emigrazione, ai testi che parlino del concetto di viaggio, ma un viaggio diverso rispetto a quello del ludico o della scoperta o del grande viaggio, che è proprio quello dell'emigrazione. Il giorno dopo vorremmo focalizzare la serata su Venezia, di cui Jesolo fa parte integrale come città metropolitana, ma non soltanto, anche dal punto di vista culturale. E saranno con noi Alessandro Marzomagno, Pieralvise Zorzi, avremo Alessandro Di Serra Bragadin, cioè tutte persone che con quello che hanno scritto potranno, diciamo così, affrontare sia in termini storici, sia in termini antropologici, sia in termini sociali, sociologici, sia in termini culturali, non solo l'eredità e il passato di questa immensa, meravigliosa città e repubblica, ma anche l'attualità e il futuro, cioè in che direzione andremo, no? Secondo loro. Insomma, saremo curiosi anche di ascoltarle da questo punto di vista. Di solito sentiamo parlare politici, industriali, eccetera. Noi vorremmo sentire parlare invece uomini di cultura su quale sarà il futuro della città. Benissimo, allora diamo appuntamento al pubblico appassionato di letteratura di viaggio per il 7 e l'8 settembre a Jesolo. Sarà anche occasione magari per un ultimo bagno, ancora un po' di sole. Grazie ad Andrea Mazzanti, buon lavoro e a presto. Grazie a lei, grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie.
Benissimo, allora approfittiamo di questa ultima occasione per fare il bagno di mare, e andiamo a Jesolo a seguire questo Festival della lettura di viaggio. Ma da Jesolo, quindi la provincia di Venezia, ci spostiamo nella provincia di Rovigo. Ormai da molti anni a Rovigo, tutta la provincia, c'è la Notte Bianca delle biblioteche che riguarda tutta la rete bibliotecaria polesana. E quindi tantissime occasioni per seguire degli appuntamenti all'interno delle biblioteche. Questa è per esaltare anche questo senso di rete, di collaborazione, di scambio. Sentiamo cosa ci raccontano da Rovigo e sentiamo Livio Vianello che conduce l'intervista. Eccoci in collegamento con le biblioteche rodigine. Con noi oggi c'è... Allora, io sono Lucia Ghiotti, sono sindaco di Salara e sono anche consigliere provinciale con delega alla cultura e alle pari opportunità. Allora, intanto veniamo a dire che cos'è il sistema bibliotecario provinciale che abbiamo qui in provincia di Rovigo. È un progetto che è stato avviato nel 1997 tra la provincia di Rovigo e l'Accademia dei Concordi. Lo scopo è quello appunto di rafforzare e sviluppare l'attività delle biblioteche attraverso la cooperazione e l'organizzazione comune di alcuni servizi. L'obiettivo è quello di valorizzare le risorse biblioteconomiche presenti sul territorio e potenziare anche la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini utenti di biblioteca. Attualmente abbiamo ben 62 biblioteche che aderiscono appunto a questo sistema bibliotecario. Senta, per una notte Sì. tutte le biblioteche, molte delle biblioteche del sistema, Certo. la Notte Bianca delle biblioteche si ritrovano insieme. Qual è il senso di dedicare, no, un momento così simbolico alla promozione della lettura? Ecco, è un momento simbolico perché fa conoscere anche i servizi di pubblica lettura che sono presenti anche qui in Polesine. Pensi che quest'anno abbiamo avuto l'adesione di ben 35 comuni. Il programma degli appuntamenti si trova anche online sul sito del sistema bibliotecario provinciale che è www.svprovigo.it. E poi ecco abbiamo anche delle curiosità che vorrei segnalarle, che me le hanno elencate. Sì, che è sempre piacevole sapere qualche cosa. Infatti, allora ci sarà un evento performativo di live painting a Porto Viro, poi la presentazione dell'antico erbario della Biblioteca Capitolare di Adria, recentemente restaurato, poi ci sarà la passeggiata letteraria notturna di Occhiobello, poi la maratona di lettura organizzata dal Liceo Celio di Rovigo e il mini festival letterario del Liceo Bocchi di Adria. Poi ci sarà la presentazione dell'importante portfolio fotografico Lozze di fine Ottocento, che è conservato presso il Seminario Vescovile di Rovigo, e la presentazione del Centro Mariano di una biografia inedita di Bernadette, scritta dal teologo e biblista Alberto Maggi. Poi c'è ovviamente la celebrazione del grande fiume Po, a Taglio di Po, e poi c'è il primo evento polesano di escape room, che questa è una cosa che va molto di moda, alla biblioteca di Badia Polesine, che inaugura così un interessante filone di attività nel campo del gaming in biblioteca, cioè la biblioteca vista come gioco e quindi anche come modo di avvicinare anche più utenti al mondo della cultura. Benissimo, allora per la Notte Bianca mi pare che ci sia l'imbarazzo della scelta. Sì, veramente, leggo il programma è veramente fittissimo. Bisognerebbe avere il tono dell'ubiquità, ma ai noi non ce l'abbiamo. Però insomma è importante che ci sia un'offerta così ricca e che dia anche conto di quanto accade in tutto il territorio. Allora io la ringrazio, diamo appuntamento a tutti i rodigini, ma anche a chi passasse dalla provincia. Assolutamente. Nel sito, nei canali social
Certo. del programma dettagliato, e quindi grazie di nuovo e buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno. E abbiamo finito anche per quest'oggi la nostra ricognizione, la piccola ricognizione parziale, perché come vi dicevamo all'inizio, le attività con la ripresa di settembre sono veramente, veramente molte. L'offerta dei nostri comuni, delle nostre biblioteche, sia dal punto di vista letterario, ma anche teatrale, cinematografico, è veramente, veramente ampia. Quindi a volte facciamo anche un po' di fatica a scegliere e a intercettare. Voi continuate a segnalarci all'indirizzo ilvenetolegge@gmail.com. Noi cercheremo appunto di dar conto di quello che riusciamo, anche nei limiti di tempo che ci siamo dati, e naturalmente se organizzate degli eventi prima o per il 30 settembre, ricordate di inserirli all'interno del sito www.ilvenetolegge.it. Io e Oreste, dico anche te Oreste, almeno io sono un competitivo e quindi mi piacerebbe riuscire a battere il record dell'anno scorso. Siamo a 333, 34, 35, 35 ancora. Aspetta, hai già guardato? No, non ho guardato. Se vuoi fare un refresh, abbiamo perso Oreste, la linea è caduta, eccolo che ritorna. Ho fatto un piccolo, siamo ancora a 335. 335, allora il nostro invito è naturalmente a iscriversi, a iscrivere i vostri eventi, e ci vediamo tra 15 giorni. Volevi dire un'ultima cosa, Oreste? Volevo dire che il dono dell'ubiquità non serve per vedere le altre puntate di Magazine, che sono tutte visibili e registrate nel canale YouTube Il Veneto Legge. Quindi se avete voglia di vedere, di rivedere o di vedere le interviste che abbiamo fatto a scrittori, autori, bibliotecari, amministratori, compresa questa di oggi, sono tutte visibili. Niente, credo che possiamo chiudere qui. Chiudiamo con il solito video del trailer della maratona. Adesso farò questo giochino di condivisione degli schermi, eccetera, così vedete anche la pagina del Veneto Legge. Prego. Ricordiamo anche che se voleste utilizzare il trailer per promuovere la maratona all'interno del vostro comune, basta copiare il link all'interno del canale ed è a vostra disposizione. E quindi ci vediamo tra 15 giorni. Magazine, grazie a tutti e buone letture. Adesso via con la condivisione dello schermo. Ecco il sito del Veneto Legge. Qui potete inserire i vostri appuntamenti. Qui c'è la bibliografia dedicata, e andando giù, ecco qui il trailer. Buon ascolto e arrivederci a presto. Pronti? Partenza.